Subito archiviata la vittoria per 1-0 con la Cireale di domenica scorsa, per il Castrum Favara è subito tempo di tornare in campo nel turno infrasettimanale di oggi per recuperare la partita con la Reggina che era stata rinviata il 15 dicembre scorso. Un incontro di cartello anche per il blasone dell'avversaria. La squadra di Reggio Calabria infatti ha un illustre trascorso in Serie A. Il Castrum Favara invece è una matricola in Serie D e nonostante sia la sua prima apparizione in questo campionato, grazie ad una solida società, a un buon staff tecnico, un ottimo allenatore e tanti ragazzi pieni di entusiasmo e voglia di far bene, sta facendo un ottimo campionato. I gialloblu infatti sono in ottava posizione in classifica con 24 punti complessivi. Punti frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in 18 gare giocate, una partita in meno appunto quella con la Reggina. La squadra allenata da mister Pietro Infantino vanta lo stesso numero di punti conquistati in casa e in trasferta, 12. Tra le mura amiche del Broccoleri ha disputato 8 incontri e sono arrivate 3 vittorie con Acracas, Locri e Cireale, 3 pareggi con Enna, Nissa e Siracusa e 2 sconfitte, Vibonese e Scafatese, mentre 10 sono state le gare disputate in trasferta con un bottino di 2 successi Paternò e Pompei, 2 KO a Cireale e Licata e 6 pareggi. Castrum Favara che è in serie utile da 4 turni, 3 pareggi e 1 vittoria. La formazione giallo-blu non perde infatti dall'1-0 subito in casa per mano della Scafatese lo scorso 1° dicembre. Quanto ai gol, sono 18 quelli realizzati a fronte di 14 subiti, con Mattia Palma miglior realizzatore con 4 reti all'attivo. L'obiettivo dichiarato della società è quello di raggiungere il prima possibile la quota salvezza di sicurezza assoluta per restare in Serie D, che il DS Tino Longo ha fissato in 42 punti.